Questo è un ragazzo di 17 anni, saliva sugli alberi, scendevano luci di cocco fresche, guarda ce ne siamo mangiati una scorpacciata qui. Questo ero io, ecco la sua casetta dove abitava con i suoi genitori. E più lungo la strada della Thailandia per andare in Malesia ci sono questi disegni nei muri che rappresentano un po' dei disegni cinesi, penso un po' così. E queste sono le piantagioni degli alberi di caucciù che producono la colla caucciù. Questo è un monumento nazionale donc, a Kuala Lumpur, la capitale della Malesia. Bellissimo. Allora, la Malesia, allora, anche il Pakistan non è stato facile perché dal Pakistan dovevamo guidare a sinistra, quindi non è stato facile abituarsi, a volte mi trovavo. E qui lo stesso, a sinistra, a volte avevo rischiato anche di farmi prendere. E infine mi sono fatto prendere dalla macchina, però non è colpa mia, ero bene a sinistra, questo qui è non che non tocca la macchina. Allora, in questo punto mi è rovesciato. Ho perso un po' di bagagli, mi ha storto il portabagaglio. E qui trovo il mare, bellissimo, l'Oceano Pacifico, e ho lasciato i miei amici, vedete che qui è, anche lì c'è il bastone dall'altra parte. Poi mi sono spogliato tutto e mi sono fatto il bagno perché lì non sapevo nuotare, acqua arrivavo qui e andavo bene. E qui è il primo ciclista che ho incontrato nel viaggio. Allora io lo chiamo sempre Henry, questo viaggiamo da più di 15 anni, con una bicicletta a scatto fisso, questa è la mia bici. Lui dice Henry, Henry si chiama Heinz. in realtà si chiama Heinz, e questo l'abbiamo scoperto perché di questo signore trovate traccia attraverso un documentario che è consultabile su Netflix. Cioè questo signore è passato sostanzialmente l'intera vita in giro in bicicletta e alla fine ha, come dire, riassunto questa esistenza attraversata sui pedali con questo documentario che trovate ancora oggi su Netflix, interessantissimo. E qui abbiamo la combinazione della vita, si sono incontrati, hanno condiviso un tratto di strada. Ci siamo incontrati, abbiamo bevuto una birra insieme, buona, e poi abbiamo passato la notte nello stessa camera, e poi siamo salutati. Questa era la sua bici a scatto fisso. Allora lui a scatto fisso aveva il tempo, le salite non le faceva in bici perché non è possibile. Aveva il bagaglio che aveva, con delle salite al 10, 12, 15, 20% nelle strade bianche, lui aveva il tempo, saliva a piedi, magari prendeva anche qualche mezzo, però ha girato, ha fatto forse, quanto ha detto, 400.000 km. Sì. E 40 anni che girava. E qualche ora dopo che ci siamo lasciati, incontro questa coppia inglesi che loro venivano dall'Australia, io andavo verso l'Australia e loro si sono fermati anche per salutarci e sapere. Allora io ho dato informazioni a loro della parte che avevo e loro mi hanno spiegato dell'Australia. Allora, l'unico che ho incontrato in viaggio. Questa è la Malesia, qui c'erano le strade, erano belline un po', dai, c'era molta frutta, quindi non c'era problema, si mangiava bene. E qui a Singapore stavo aspettando la nave per andare in Australia. Volevo dire una cosa, c'è un'unica parte in cui non sono stato estensore ma sono stato scrittore, perché per una questione di prudenza Libero ha omesso alcune parti del suo viaggio dalle annotazioni del suo diario, e precisamente la parte in cui ha fatto qualche giorno di cella. No. In un paese, diciamo, della Thailandia che non ricorda con molto piacere, è riuscito poi fortunatamente a cavarsela con pochi giorni di detenzione, però lui aveva ritenuto fosse più saggio, più prudente non annotare questi eventi, nel timore che poi qualcuno magari glieli leggesse nel caso di un successivo, come dire, controllo ad un possibile posto di blocco. Quindi quella parte l'abbiamo ricostruita, diciamo, a voce con un'intervista e poi l'abbiamo inserita naturalmente nel diario. Non ve la racconto, non so perché c'è scritto nel libro, dai. Magari togli il gusto della lettura. No, dai. Sì, qua quindi c'è stato il... Allora, io quando ero nell'auto avevo degli amici che addirittura erano professori francesi, perché l'auto fa parte della Francia, e questo si chiama Jean-Pierre Curat, che io ho fatto manutenzione del Soggetto di Napoleon, quindi ci conoscevamo lì. Loro sapevano che facevano il professore e gli ho detto, se in caso arrivo lì, mi potete
aveva un indirizzo, la posta restante a casa loro, quindi sono arrivato lì, ho trovato delle lettere di Coletta, mi hanno spedito anche i soldi a casa loro, ho fatto una posta. Dopo tanto è arrivato lì, da solo, e poi da lì ho girato, sono andato al sud, sono andato al nord, però volevo salire al nord dell'auto, però la strada non potevo farla perché pioveva tutti i giorni, era fango, fango, fango. Quindi ho detto, attraverso di nuovo la Thailandia, prendo nel lato thailandese che era asfaltata, e arrivo a un paese che si chiama Nong Khai, e di lì attraverso di nuovo che mi avvicinava dalla capitale di... adesso non mi ricordo. La capitale dell'Austria. 20 anni. 20 anni. Quindi era un poca distanza. Quindi allora sono partito, ho attraversato il mio passaporto, mi sono fermato alla dogana e gli ho detto un visto, mi ha detto no, è tutto ok, è tutto ok. Mi sono bevuto un'aranciata, sono partito, ho fatto forse in 2 giorni, forse 230-240 giorni, arrivano in Cali, mi fermano dei poliziotti, il passaporto, guarda, mi hanno preso la pistola, in casella, mi hanno battuto in una cella, non so per motivo, non c'era modo di spiegarli. Mi hanno messo in questa cella, dentro in questa cella c'era un vecchietto steretto di 35 kg che doveva scontare una pena di 30 anni perché aveva picchiato il giudice d'udienza. Mi mette lì, io ero in pantaloncini, magliettina corta con la barba bella nera, questo signore era privato di sesso, arrivo lì, comincia a passare le mani e le gambe, toccava la barba, e gli ho detto in francese, questo film, basta, magari parlava perché non so se era thailandese o lausiano, e non sono capito, questo non ho voluto capire, vuole solo che non so, e continuava a un certo punto, l'ho spinto perché era poverino, mi dispiace. Da lì poi ho chiamato le guardie e mi hanno messo in un'altra cella, in una grande cella così, dove c'erano i detenuti con delle palle, con delle catene, come mettevamo qui, i tempi di schiavi, almeno 5 kg catene. E io mi sono detto dove sono caduto qui dentro io. Allora lì non volevano capire e mi hanno detto di capire. E c'erano certi che non avevano le catene, quindi c'era un cortile, mi sfogavo, giocavano a pallone con una palla, con loro parlavano quel francese. E allora da lì poi dovevo aspettare il giudice veniva da Bangkok e dovevo aspettare 8 giorni. Quindi mi hanno mantenuto 8 giorni, pagavo le mie porzioni di riso che mangiavo, che non ti davano a mangiare, e da lì allora poi passo davanti al giudice e questi hanno fatto l'interprete a modo loro. Allora il giudice ha detto, se pagate una porzione di 50 dollari, che 50 dollari in quel centro, perché poi hanno 100.000 lire, 100.000 lire io non avevo speso per arrivare in India in 5 mesi. Quindi hanno detto, se dalle questa, mi hanno scritto il passaporto, ho dato 50 dollari, mi hanno messo un timbro, questo basta, è buono, e ero libero 2 volte. Da lì questi 2 carabinieri, 2 poliziotti, mi vogliono scortare fino a che devo prendere il battello per attraversare il Mekong. A un certo punto arrivo lì, scusate è lungo dai, arrivo lì e in 2 con la camionetta, sempre con la pistola quasi in faccia lì, erano lì. E uno mi fa, fortuna che non avevo tanti bagagli perché avevo lasciato una buona parte dei miei amici, non l'avrei potuto fare. Allora mi ha detto, fatti vedere il passaporto. Ho detto, il passaporto è tutto qui. No, qual è il passaporto? Mi prende il passaporto e mi dice, dai soldi. Se non do i soldi, mi volevano scattare una volta, mi rimettevano dentro perché loro sanno sempre la prima parola. Allora in quel momento uno si è allontanato, magari non so, 100-150 metri, e questo voleva i soldi, vedete che erano stati messi d'accordo loro. Io la barca era da qui dove si d'accordo. Allora mi c'è una mano, a un certo punto mi i soldi, lo vedo lì, gli sferro un pugno, tutte le forze che avevo, in faccia, la barcolata non è caduta, però avevo strappato il passaporto, preso quello e poi dico la verità, piango quando lo racconto. C'era un bambino di 10 anni, l'ho preso come vicino per non sparare, per non sparare, e la barca ho buttato tutto dentro, ho lasciato il bambino, ho buttato le vite e siamo partiti. E da lì dopo mi potevano proseguire, però la barca è partita, era già morto, dove attraversare il Mekong. E lì hanno messo un altoparlante che parlava con gli altri autorità dall'altra parte che dicevano che io ero scappato, però dopo l'ho saputo che dicevano quello perché si parlavano anche di loro. E allora lì
dovevano aspettarmi gli altri, io non sapevo se andavo lì o no, mi fermano lì e mi mettono dentro. Allora quando sono arrivato lì a, non so, 100 metri, io gridavo in francese, lo parlavo bene, lo parlo ancora, e dicevo che ero innocente, che non ho fatto nulla e che va bene così. Allora loro mi dicevano, quando arrivi qui, tu sbarchi, noi faremo finta di picchiarti e tu devi gridare in maniera che devono capire che stiamo picchiando. E io ho detto, è vero o non è vero? Arrivato lì ho detto, questo è uno scherzo proprio. Arrivo lì, mi hanno preso, facevano finta di picchiare con manganello, ho poi salito un po' le scale, mi hanno dato un po' di soldi, mi hanno dato da mangiare e mi hanno detto, vai, però non ripassare mai più qui. E in effetti dopo non sono ripassato, ho preso un battello.